Comincio io. Allora ci siamo lasciati con un'analisi anche prolungata del come funziona o come non funziona il nostro Mose. Ma adesso passiamo un attimo la parola alla politica e sentiamo il senatore Casson che cosa ne pensa del Mose, perché a suo tempo fu coinvolto anche lui e si interessò della cosa. Se ci mandano in onda il contributo numero 5, vediamo cosa ci racconta. Io parlo innanzitutto del passato, nel senso che da sempre ho pensato che questa opera non serve assolutamente a salvaguardare Venezia. Non c'è alcun riscontro scientifico e non è mai stato fatto un riscontro scientifico autonomo e obiettivo che ci renda contezza, che ci renda sicuri dell'efficienza del sistema Mose, ma credo che a questo punto si impongano delle altre osservazioni. Il Mose è stata una macchina criminale, mangia soldi e vorrebbe continuare a mangiare i soldi di tutti i cittadini. E allora sono convinto che bisogna trattare questa questione del Mose come farebbe un buon padre di famiglia. Il padre di famiglia che a un certo punto fa un investimento, crea un'opera, a un certo punto si rende conto che questa opera non può funzionare, che ha sempre dei guasti, che non entrerà mai in funzione, che avrà sempre problemi di efficienza, e perché dice devo continuare a buttare soldi in questo che non mi darà assolutamente nulla? A un certo punto dice ho sbagliato l'investimento, mi fermo, però non perdo più soldi. A questo punto bisogna che la politica abbia il coraggio di dire basta a un'opera di questo tipo e i soldi che si possono ancora investire, si possono utilizzare, possono essere dati anche alle imprese, anche alle varie attività per salvaguardare per davvero Venezia e la sua laguna. È così. Eccoci qua rientrati in studio. Allora, queste le parole di Casson. Io vorrei anche sentire un po' come dire, la voce dei due esponenti politici che abbiamo qua in studio. Innanzitutto Ilaria Boniburini. No, scusami. Allora, abbiamo un'intervista col sindaco di Venezia che tra l'altro erano antagonisti nelle ultime elezioni. Sentiamo cosa ne pensa lui sulla funzione del Mose e quando dovrebbe servire il Mose, questo alla luce delle considerazioni che ha fatto l'ingegnere Dal Paus e dell'ingegnere Di Tella. Quindi se ci riusciamo ad avere il contributo numero 8, certo. Così le confrontiamo, uno dice fermiamoci prima del disastro, l'altro invece ci racconta e vediamo. Il Mose non è nato per l'acqua alta, è nato per l'acqua eccezionale. Nel 66, ma anche a novembre abbiamo rischiato, tutta la città ha rischiato. Siamo andati veramente a qualche centimetro dal disastro. Per cui vorrei che, dico agli italiani che ci ascoltano, ai veneti che ci ascoltano, guardate che non è una cosa così. Cioè Venezia è una città importante per tutta l'Italia, ma è una città che va difesa realmente, non solo a chiacchiere. Dobbiamo difenderla tutti, a prescindere dall'appartenenza, dalle cose, cioè non c'entra niente. Qui si tratta di vedere il benessere dei cittadini e anche delle imprese, perché Venezia è utile a tutti, è un simbolo dell'Italia. Se Venezia affonda l'Italia, non è neanche da mettere in conto che questo succeda, assolutamente. Allora dice è l'interesse di tutti ci dobbiamo da fare. Allora ci metteremo sulle bocche di porto a scaricare l'acqua con un secchio, perché se queste sono le risposte di una politica, sono risposte del nulla. Allora, ingegnere Di Tella, a questo punto cosa si può dire di un politico che ci racconta che tutti ci dobbiamo dar da fare quando siamo stati tutti esclusi? E rammento ai nostri telespettatori che l'ingegnere Di Tella ha preso una denuncia per diffamazione quando, quanti anni fa? 10 anni fa, sì. Ha detto questo aggeggio, che era il Mose, non può funzionare, ma a livello più che altro intuitivo, perché il progetto, che oggi scopriamo che non c'è, il progetto era segretato, esatto. Cioè era un segreto di Stato che per magari qualcuno ci poteva perfino copiare. Esatto. Allora, a questo punto, che soluzione dobbiamo imboccare? Allora, diciamo quale dei due antagonisti ha un qualche senso oggi concretamente? Perché diciamo che il povero veneziano subisce ma non può far nulla. Quella del sindaco di Venezia è veramente una dichiarazione che lascia sconcertato. Cioè, è una persona di chi non sa di cosa sta parlando. Io non trovo un'altra spiegazione per questo.
Cioè, dobbiamo difendere Venezia. Certo, chi è che può dire che non dobbiamo difendere Venezia? Ma la difendiamo così Venezia? La difendiamo con un sistema che non sta in piedi? La difendiamo con un progetto che non esiste? Il progetto non esiste, credetemi. Io lo sto toccando con mano. Le prove che sono state fatte per progettare, per presumere di progettare queste opere, non hanno nessun valore scientifico. Il modello è sbagliato. Il sistema con cui hanno misurato le onde non rappresenta le onde che agiscono direttamente sulle paratoie. Il progetto dell'apparatoio non tiene conto che le apparatoie si muovono, non ci sono le forze di inerzia, non ci sono l'inerzia dell'acqua che ci sta dentro. Quindi, le paratoie sono progettate come un serbatoio fisso immesso nell'acqua. Adesso non si pretende che queste persone siano espressamente competenti, però ormai è stato ripetuto diverse volte e ne abbiamo contezza di quello che sta succedendo. Quindi, Ingegnere Dal Paus, è accettabile una risposta di questo genere? Beh, dice una grande verità il sindaco Brugnaro, perché dice il MOSE è concepito, o meglio, queste barriere che dovrebbero, è concepito solo per difendersi dalle acque alte eccezionali. È proprio così, perché altrimenti se noi chiudessimo un numero di volte come quello che prima ho ricordato, determineremmo la fine della laguna, almeno di quella laguna che noi abbiamo conosciuto. Sarà uno specchio d'acqua con tutt'altre caratteristiche dal punto di vista ambientale, dal punto di vista ecosistemico, biologico e così via, no? Sì, io credo... Ma questo difenderebbe Venezia? Sì, adesso vengo al dunque, perché è facile dire anche, come afferma Casson, no? Lasciamo andare tutto. Santo cielo, io di quei 6 miliardi di euro, qualche euro l'ho messo anch'io, a me veramente seccherebbe. Non credo che non mi si possa dire che io ho sostenuto quell'opera, perché se ho fatto qualcosa è sempre stato di andare a formulare osservazioni critiche che ovviamente non venivano minimamente considerate, perché uno dei grandi mali del consorzio è stato quello di considerarsi autoreferente. Dentro al consorzio c'erano tutte le competenze e le conoscenze che facevano al bisogno. Quindi non credo di essere mai stato un sostenitore del MOSE, però io credo che bisognerebbe che quest'opera fosse portata a termine. Quanto questo costerà, quanto sia come dire, possibile farlo, non sono in grado di dirlo, ma io penso che spesi 6 miliardi, vabbè, ne possiamo anche spendere un altro se quest'opera funzionerà, ma il problema di quest'opera è che da sola non sarà in grado di garantire gli obiettivi che si è prefisso. Adesso Brugnaro ha detto difendersi soltanto dalle acque alte eccezionali. Allora aveva ragione Cacciari quando diceva, beh insomma, veneziani, mettetevi gli stivali. I veneziani non devono vendere gli stivali, li devono riporre lì in attesa di doverli di nuovo utilizzare anche se ci sarà il MOSE. Certo. Il MOSE ha necessità di essere accompagnato non soltanto dagli interventi che servono per renderlo funzionante, ma deve essere accompagnato da opere complementari che permettano di innalzare i livelli di marea a partire dai quali quest'opera entrerà in funzione. Ho capito. Ci fu un progetto chiamato Insule che fu liquidato, ovviamente era una seccatura, una scocciatura, un disturbo al tempo in cui fu presentato, e quel progetto deve essere ripescato, perché solo così, innalzando il livello di salvaguardia da 110 a 130, è sperabile di riportare in una condizione più ragionevole di funzionamento questa struttura, che altrimenti, ha ragione Cassò, è meglio lasciare andare. È meglio lasciarla. Ilaria, Buoni Pulini, è meglio...
Qual è la sua opinione in merito a finiamo il Mose, lo interrompiamo, è positivo non è solo o la negativo? mia opinione personale, ovviamente, sia come Potere al Popolo che anche come un comitato che forse non esiste più, Comitato No Mose, ma sicuramente Ambiente Venezia è un'associazione che ha contribuito moltissimo a far conoscere non solo tutti i problemi che il Mose avrebbe avuto, e quindi facendosi anche il portavoce, se vogliamo, no? Un intermediario tra esperti come Ditella, Dal Paus, altri ingegneri eccetera, con la comunità che non sempre è in grado, no, di comprendere gli elementi scientifici. Ma già dal 73, o diciamo già dopo l'alluvione del 66, si erano prospettate delle soluzioni alternative. Il Mose non era l'unica soluzione alternativa, c'erano delle soluzioni, tra l'altro sostenute anche dal Comune, per operare e affrontare quelli che sarebbero stati i rischi della città di Venezia, praticabilissimi, ed erano proprio sulla base, al contrario di quello che il Mose erano degli interventi reversibili, erano degli interventi che avrebbero rispettato l'ecosistema lagunare. Certo, qual era il problema di questi interventi? Che non avrebbero coinvolto le più grandi aziende del cemento, e quindi non avrebbero dato l'opportunità di trasferire dei fondi pubblici nelle mani dei privati, perché è questo che sta succedendo. E quando io menzionavo la Pedemontana non l'ho menzionata a caso, perché il sistema delle grandi opere in Italia è uguale, si ripete costantemente, ovvero che sia attraverso una concessione unica, come è successo per il Mose, a cui si affida totalmente un'opera, ancora prima di capire esattamente se e come, quali sono i costi e benefici ambientali ed economici, a un pool di persone. E questo investimento pubblico in realtà fa solo gli interessi di queste grandi imprese del cemento, perché se pensiamo a tutte le grandi opere in ballo in questo momento, cosa hanno di comune? Quintali, tonnellate di cemento. E tutte queste grandi opere, tra l'altro, operano attraverso un meccanismo di investimento, di controllo e di controllati sempre molto poco trasparente, che sia la concessione unica o il project finance della Pedemontana. Anche lì stiamo assistendo non solo a problemi di carattere tecnico, ma anche a problemi di carattere giudiziario amministrativo. E quindi è un modello che si ripresenta costantemente. Quindi per me il problema non è, cioè qui stiamo ogni volta, ogni 2 mesi, 6 mesi, andare a vedere qual è il nuovo problema del Mose. Una volta sulle cerniere, i cassoni, questo che si corrode, quell'altra cosa lì che ha già bisogno di essere sostituita ancora prima di essere finita. Il problema non è questo, il problema è che c'è qualcuno che questo progetto lo vuole portare alla fine, perché c'è ancora da mangiarci su. Perché anche se manca solo un altro ma secondo miliardo, lei quindi questo progetto, il Mose, deve essere interrotto, fermato? Così com'è non ha senso, anche se solo c'è da spendere un miliardo. Ma sapete quante cose si possono fare con 1 miliardo? Sentiamo anche Davide Scano allora, come la vede? Io condivido l'impostazione che ha dato il professor Dal Paus, nel senso che è vero appunto che tutti i difetti che sono stati rilevati, è altrettanto vero che sarebbe veramente un autogol incredibile fermarsi adesso, almeno stando a quello che dicono, perché poi bisogna anche vedere, stando alla documentazione, il prima fine lavori doveva essere 2010.
poi portata al 2012, adesso arriveremo al 2021, forse. Ma no. Lo studio che è stato dato dura 10 anni. Dura 10 anni, lo studio studio sono di 10 34 anni milioni. per fare la ricerca e per verificare. Cioè, ammesso che sia un pronostico esatto, vuol dire che ci troviamo nel 29. Ma siccome poi le cose si sbagliano, sarà anche poi il 30 posso aggiungere quindi una cosa? I nostri nipoti forse vedranno il disastro finale. La cosa incredibile è che c'è intanto da capire se lo Stato, perché anche questo non è certo, per dichiarazioni dello stesso Ministro, non è certo che lo Stato abbia la capacità e la voglia di finanziamento continuativo che abbisogna l'opera, perché si parla di 600, uno degli articoli più recenti che è proprio di giugno, parlavano di 600 milioni per fare una manutenzione straordinaria di quanto è già stato realizzato, più i 100 milioni stimati annui di manutenzione ordinaria, ce l'ho anche il documento, c'è già, ed è per questo che probabilmente non ci sono i nostri amici del PD, della Lega, di Forza Italia, c'è già una risoluzione votata da tutti anche in regione e l'hanno presentata anche in comune, una cosa del genere, per creare una struttura, una società ad hoc, una partecipata che gestisca ovviamente questi 100 milioni. Questi 100 milioni che poi potrebbero potenzialmente aumentare se, come dice correttamente l'ingegnere Dal Paus, aumenteranno le ore di funzionamento del Mose. Perché? Perché di quei 100 milioni un terzo circa è energia elettrica, sono bollette per il funzionamento. No, ma non ci sarà neppure il tempo per fare la manutenzione. Scusi, quindi vogliamo andare avanti con tutto quello che state dicendo? Allora, io non condivido tutte le perplessità, cioè prima che essere un 5 Stelle ero con i Verdi, ho continuato a essere ambientalista, sono entrato nei 5 Stelle perché sono ambientalista e mi trovavo, e credo che, come si diceva, sia da fare il passo ulteriore per cui si valuti se e come fare queste ulteriori misure, anche perché poi appunto rispetto all'opinione pubblica bisogna veramente spiegare che abbiamo speso 6 miliardi e che adesso ci siamo sbagliati, perché probabilmente è questo da dire, e l'80%, forse anche il 90% dei veneziani lo sa, l'ha capito, la restante parte d'Italia no. Sì, e il secondo passaggio è iniziare a fare tutte quelle altre opere, cioè le insule, la pulizia dei canali, il ragionare seriamente sulle navi, non scavare canali, perché è tutto collegato. Io appunto da mestrino ascolto a orecchie basse i veneziani, ma se, come ho letto, perché poi le ho lette le cose, non abbiamo imparato nulla dagli anni 60-70, quando è nato il canale dei petroli, e si vuole scavare ancora. Non andiamo tanto lontano, perché lo scavare canali marittimi navigabili vuol dire velocizzare ancora di più le maree e come dire, rendere ancora più forte l'impatto. Il canale dei petroli quanto fondo è? Il canale dei petroli adesso è 18 metri, sarà 14 metri nel tratto dritto dalla bocca a San Leonardo, e poi portare fino a 20 12 metri per far entrare le grandi navi per... No, per le grandi navi ne vogliono scavare un altro, bene, e dicono che ha un adeguamento, in realtà è 4 metri di profondità e largo 20. Il Mose quanto fondo è? Quanto fondo è il Mose? 12 metri alla bocca di Malamocco. Allora come fanno a scavare un canale dove non riescono, le navi non passano neanche attraverso il Mose? Là passano. Il problema di queste soluzioni che nascono alla mattina, no? E poi muoiono alla sera, e anche di queste prese di posizioni di politici autorevoli nel loro campo, sono veramente incredibili, perché
adesso stiamo discutendo, no? Portiamo l'approdo a Marghera, e non si dice che portando l'approdo a Marghera delle navi da crociera sicuramente bisognerà raddoppiare in larghezza il canale dei Petroli. Certo. Allora, non ci è bastato quello che ha causato sta maledetta opera finita qualche anno prima, nel 68 mi sembra, dal 68 ad oggi, che ha devastato tutta la laguna centrale facendo scomparire quella che era la morfologia originale di questa laguna e facendola scomparire non tanto come conseguenza di una condizione dinamica più vivace, quanto come conseguenza della stessa navigazione. Sono le navi che percorrono questi canali a creare quello che noi abbiamo osservato. Questo è noto al Magistrato alle Acque dal 1979, anno in cui con il professor Ghetti io andai al Magistrato, tenni una relazione che illustrava quali erano state le conseguenze del canale dei Petroli, perché veniva imputato di essere la causa delle acque alte a Venezia. Assolutamente non è così. È vero, ha aumentato la velocità, ha aumentato un po' i colmi di marea, ma 1 o 2 centimetri dal punto di vista ingegneristico vogliono dir niente. Invece ha fatto un disastro dal punto di vista della circolazione idrodinamica, questo fu detto, e fu anche detto che in prospettiva avrebbe fatto un disastro dal punto di vista della morfodinamica, cioè della struttura morfologica della laguna. Allora noi non avevamo ancora contezza di questo dal punto di vista sperimentale, ma oggi dobbiamo dire che quella previsione purtroppo era fondata, perché noi osserviamo nella laguna centrale un aumento della profondità media che è spaventosa. Abbiamo 1,50 m di fondale mediamente, quando nel 32 c'erano 60 centimetri. Però io vorrei sostenere il fatto che continuare a parlare del Mose è anche è pericolosissimo, perché non è solo una sottrazione da un punto di vista delle risorse economiche su un progetto che insomma è 1 ora e mezza che stiamo andando avanti, non abbiamo trovato un elemento positivo, ma è anche una sottrazione di tutte le possibilità di studio e di alternative che si possono fare, perché da quando si parla del Mose, scusate, ma non si parla di altro, non vengono messe a studio. Mi suggerisca un'alternativa. Sì, vi faccio anche un piccolo esempio per dire quanto il Mose monopolizza da un punto di vista anche della ricerca. Perché, esempio, adesso anche all'università non è che si sta pensando allora il Mose non funziona, portiamo avanti delle ricerche che potrebbero superare questa cosa. No, si fanno le ricerche, si assegnano dei fondi per andare a mettere le cosiddette mutande al Mose, cioè l'inserimento paesaggistico del Mose. Allora, ma guardi che deve dirlo allo UAV. No, appunto, infatti esattamente allo UAV. Io ragazzi non insegno allo UAV, sono fortunatamente disoccupata da un punto di vista dell'Accademia italiana e tutto sommato ne sono anche abbastanza felice. L'attivismo mi dà più competenze, perché attraverso l'attivismo incontro persone straordinarie che conoscono i luoghi. Questo è un esempio di come continuare a parlare di Mose impedisce di dare una prospettiva futura alla nostra città, alla nostra provincia, perché non si parla di altro. Scusi architetto, mi dica qual è la prospettiva che lei pensa possa esserci. Perché... se non ci mettiamo a studiare, continuiamo invece ad andare avanti a costruire il Mose, qui c'è un problema. La terra è alta così, il mare è alto così, il mare diventerà alto così. Cosa facciamo della terra? Allora decidiamo che ci trasferiamo tutti, però per favore non continuiamo a spendere soldi pubblici su un'opera che non servirà, che sono anche i miei soldi, piuttosto investiamoli in opere che servono. Ce ne sono migliaia, ma perché lo dobbiamo finire? Perché sarà più bello, sarà più utile, ma io mi tengo uno sgorbio, almeno ci ricorderà per sempre il monumento all'idiozia italiana. Beh, allora lei è d'accordo con Cacciari che disse dopo quelle giornate
quando inaugureranno il Mose io porrò una lapide agli alberoni in cui scriverò: quest'opera è stata fatta Presidente del Consiglio tal dei tali, Presidente del Magistrato delle Acque un'altra persona, sì, perché contro la questi volontà qua, se c'è una giustizia, del prima o poi sindaco di dovranno Venezia pagare. e dei veneziani. Questo, no, il dubbio che aveva in quell'occasione che mi manifestò era se scriverla in italiano oppure in latino. Forse era meglio, forse è meglio in latino. In lingua veneta, che è meglio. Vabbè, però io faccio una provocazione. Allora, minimo che viene a costare la manutenzione sono 100 milioni all'anno. L'ingegnere l'aveva proposto un progetto alternativo al Mose. Quanto veniva a costare allora? Allora, diciamo, qui il discorso è molto... Allora, la proposta che noi a suo tempo avevamo fatto sarebbe costato un quinto di quello che costava allora il Mose, quando il Mose costava 3 miliardi e 400 Quindi milioni. quanto? 600, dai 600 a 700. Allora, io faccio una proposta, perché siccome non capisco niente di economia, ecco, lì si vede, io parlo da buon padre di famiglia. Allora, facciamo un mutuo, applichiamo un progetto fatto da un ingegnere che ne ha fatti tanti di questi progetti, quindi sa perfettamente le cose, lo paghiamo 100 milioni all'anno e guarda caso in 8 anni, massimo 9 con gli interessi, ce lo siamo pagati e ci dimentichiamo il Mose e lo lasciamo dove sta e poi se sarà qualche subacqueo che vorrà togliersi lo sfizio di vedere questa catastrofe umana che è la quintessenza dell'idiozia, allora andrà sott'acqua e dice: sono andato a vedere Mose. Ecco, le gallerie stanno riempiendosi di acqua, stanno riempiendo di gas argon, no? E quindi di conseguenza non so chi, ma il nostro sindaco di Venezia ha detto che voleva trasformare una pista ciclabile, le gallerie sotto il Mose, evidentemente. Sì, in quell'ambiente lì. Sì, in quell'ambiente là. Non arrivano vivi dall'altra parte. Io penso che il politico dovrebbe sapere quello che dice, o prima di parlare dovrebbe informarsi, ma adesso passiamo la parola al nostro Presidente della Regione, che anche lui ha espresso delle problematiche, dei dubbi. Diciamo, ha commentato l'attualità, sentiamo. Presidente, invece sul Mose a che punto siamo? Siamo al punto che si sta scrivendo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente del DPCM, e siamo in odore di nomina del commissario. Il Ministro ha dei curricula, l'ha chiesti anche a me se c'è qualche indicazione. Al momento io non ho indicazioni da dare, anche perché penso che comunque la scelta debba essere una scelta di altissimo standing, di assoluta specchiata trasparenza e soprattutto un uomo delle istituzioni, per cui immagino che si vada dalla Guardia di Finanza alla magistratura e ai carabinieri, per cui ce ne trovi uno che sia in gamba e si chiuda la partita. Ecco, insomma, si cerca il commissario. Allora, qui se il discorso andare avanti eccetera eccetera. Io dico una cosa però: ma è possibile portare avanti e finire qualcosa di cui non c'è un progetto? Cioè, io pongo questa domanda, perché io ho evidenza tecnica certificata che metterò nero su bianco nelle prossime settimane, perché devo esaminare tutti questi volumi che mi sono arrivati. La interrompo, io ricordo 1895, vado a memoria sulla data, che un certo Eiffel progettò una torre per allora fuori della grazia di Dio di 300 metri, no? Fino all'ultimo, che non erano bulloni, ribattini, perché allora non esistevano i bulloni. Bisogna andare con il ribattino, come facevano le navi, incandescente, a quell'altezza, mettere un fermo da una parte, batterlo dall'altra e poi quando si raffreddava tirava le due piastre e le incollava, quasi le saldava, quindi con ferro rovente fino a 300 metri per mettere insieme tutte le lastre di ghisa, perché peraltro la Torre Eiffel non è neanche fatta in acciaio, non esisteva credo quell'epoca l'acciaio, se ricordo bene. Quindi questo c'era un progetto, no? Allora, però Eiffel era nel 1800 e no. Sì, ma Eiffel era un ingegnere con l'ingegno. Sì. Ecco. Ha fatto la struttura della, la struttura della Statua della Libertà. Ma certo.
Cioè noi abbiamo delle chiese che sono dei movimenti di architettura bestiali, bellissimi, che il mondo ci invidia. Erano persone che usavano l'intelletto. Certo, e la conoscenza e la coscienza. E la coscienza. Noi qui ci troviamo di fronte a persone a cui è stato affidato questo progetto, a cui mancano i fondamentali per poter affrontare questo progetto. Quindi finire questo... Cioè, io sono anche d'accordo di dire vediamo come va, ma prima di finirlo, prima di alzare queste paratoie col modo ondoso, io voglio sapere se queste paratoie funzionano o no. Io oggi non lo so. E questo è il problema. Quindi perlomeno completare il progetto in tempi rapidi e me verificare se l'esecuzione dell'ultimo pezzo del MOSES funziona. No, verificare che se quelle paratoie che sono realizzate, che sono lì ormai, hanno la possibilità di funzionare in modo ondoso in maniera seria, ma non con le prove fatte a Voltabarozzo, perché quelle lì sono rubbish, direbbero gli inglesi, spazzatura. Cioè, è un falso in atto pubblico. Cioè sono soldi sperperati. Allora lo diciamo per il pubblico, questo non ci interessa far polemica, stiamo dicendo dalle tasche dei cittadini e siamo inquisiti dalla comunità europea perché siamo a rischio, no? Dobbiamo spendere un altro miliardo e tirarlo via dalle tasche dei cittadini. Male, professore, quando sono state fatte le due prove in entrambi i casi non sono andate tutte giù. Ma no, quello è un altro problema. Le due prove sono qualcosa di ridicolo, perché hanno dimostrato che anche a Venezia 2000 anni dopo il principio di Archimede vale, perché alzare delle paratoie senza dislivello fra monte e valle e non in presenza di moto ondoso, vabbè, a chi può dare soddisfazione? A un Presidente del Consiglio e poi all'altro Presidente del Consiglio in onore del quale ci fu la replica. Ma quelli sono soldi buttati, E non solo. Ecco. Questo è il dramma. Il problema poi delle grandi opere non è che la grande opera è da criminalizzare, dipende da come viene fatta questa grande opera, perché gli olandesi hanno fatto una grande opera del tutto analoga e confrontabile alle barriere che vogliono realizzare e finire finalmente alle bocche di porto sul canale di Rotterdam. Quell'opera fu finita nel 1996, se non ricordo male. È lì che funziona e difende Rotterdam dalle maree di tempesta del mare del Nord. Allora non si tratta di grande opera, si tratta di come questa grande opera viene realizzata. Infatti io ho parlato di un modello italiano della grande opera che vengono fatte così, non ho infatti toccato le grandi opere di un altro ma allora paese. Qui c'è, diciamo, è la testa che deve cambiare, perché sentire l'importanza e la necessità di nominare un terzo commissario, perché questi qua sono qual è l'idea del commissario? Arriva, sta lì 5, 6, 7 mesi, un anno e poi torna a casa sua. Questi qua invece sono commissari a vita, allora commissari non sono più. E questo è il problema, ma non si capisce questo, ma non lo dobbiamo capire noi, lo devono capire i vertici della politica. E devono anche capire che tu non puoi nominare un commissario perché ti è simpatico, perché è della tua parte, perché l'hai conosciuto alla cena di questo piuttosto che alla cena di quell'altro. Come ho scritto nell'ultimo mio libro, è ora che sotto i cieli della laguna arrivi, non importa se vengono dai ponti translagunari o dalle bocche di porto, persone competenti. Persone che sono all'altezza del problema, o meglio dei problemi che sono da affrontare e risolvere. Questa è la questione di fondo. Sì, ma perché tu prima hai nominato un mio collega, no? A quel collega è stato chiesto, non so quanto sia stato pagato, di replicare un conto che feci io personalmente quando fu insediato il comitatone famoso, il primo comitatone, il vero comitatone, non quello di adesso che è fatto solo da politici. Lo feci, quel conto,
per dimostrare che cosa succedeva se tu aumentavi le resistenze al moto attraverso le bocche, se tu chiudevi una bocca piuttosto che un'altra, e questi qua hanno fatto una replica di quella roba. Bastava andare a scartabellare nei metri cubi di carta che intorno alle questioni lagunari sono state scritte dal 1968, parlo del momento in cui io ho incominciato ad occuparmi di questo problema, ad oggi. Bastava andare lì, sfogliare, e no spendere dei soldi per fare una replica e arrivare a un risultato che è pazzesco, perché avevano ipotizzato di chiudere la bocca di Lido? No, di Lido e di Chioggia, creando una devastazione sulla laguna centrale terrificante. Siamo vabbè, sentiamo ancora che cosa ha detto Zaia a proposito del completamento dell'opera. Ecco, ma senta, secondo lei vale la pena di spendere ancora soldi per finire quest'opera? Ma guardi, lo chiede a uno che se fosse stato qui quando lo hanno deciso in Mose non l'avrei mai votato, però è pur vero che lì sotto acqua ci sono 5 miliardi di euro e l'ultimo miglio sono pochi milioni di euro. Direi che sarebbe uno spreco immane a non metterlo in funzione. Dopodiché personalmente ho dei dubbi sulla funzionalità, ma non sono un tecnico, ma soprattutto ce li ho sul fatto che la gestione peserà 80-100 milioni di euro all'anno e non si è ben capito chi li paga. Di certo non la regione del Veneto e quindi i veneti. Mi pare che si parla per non decidere, dice tutto il contrario di tutto. Prego, no, io volevo dire una cosa soltanto sulla differente però metodologia, e spero che almeno questo venga riconosciuto anche dai tre stimatissimi tecnici che ci sono, e cioè che con il nuovo governo e col ministro Toninelli un qualche passetto in avanti per dare una prospettiva diversa sulle opere è stato fatto, nel senso che per quanto criticato e sia da tutti i giornali, da tutti i media, il ministro Toninelli sta cercando di portare l'analisi costi-benefici a tutte le opere, tutte. Poi chiaro che per anche la compresenza di un'altra forza politica al governo non riusciamo a dire tutto quello che vorremmo dire probabilmente. Io sono molto però questa analisi costi-benefici sicuramente dà dei risultati. Se fosse stata fatta sempre, probabilmente non saremmo arrivati a questa situazione piuttosto che a tante altre situazioni in giro per l'Italia. Il passato, sappiamo che gli errori del passato li abbiamo enumerati fino adesso, però io le faccio una proposta, aggiungere un'ultima cosa. Mi scusi, una proposta innovativa, dopo la lascio parlare. Io le chiedo di fare il mediatore perché da questa trasmissione i due ingegneri che abbiamo qui si incontrino col ministro, che forse gli raccontano un po' meglio e un po' dal vivo quello che sta succedendo, perché non è mica detto, non lo so chi consiglia il ministro, ma siccome abbiamo delle competenze che ci invidia il mondo, questi abbiamo due personaggi non da poco e non lo sto diciamo no, ma li conosco, sono in grado di dare tutte le competenze. È inutile che il ministro vada in cerca del frego e parletto, no? Li mettiamo in condizione di avere un giudizio su questa opera e la possibilità di decidere con scienza e consapevolezza di cosa fare di quest'opera, perché se no andiamo sempre pressappoco, speriamo che ce la facciamo, no. Allora bisogna fare il punto fermo adesso con un progetto, come dice l'ingegnere Di Tella e come dice il collega, che cosa bisogna fare a questo punto e che probabilità, perché anche i progetti sono soggetti a eventualmente valutazioni, per finire l'opera, quanto vale e se conviene a livello. Ci vuole un economista che capisca se spendere 100 milioni all'anno, ammesso che siano 100, perché erano cominciati a 35, 5 anni fa si parla di 35 milioni all'anno, oggi si è arrivati a 100, se vale la pena finirlo, perché poi ti crei un debito su un debito.
Ecco, ma basta allora, vedere quello che è successo. Questa è una proposta che, lo dico pubblicamente, e che io spero che lei accolga da bravo politico, e che proponga a Toninelli un incontro privato, e credo che i due insigni ingegneri siano in grado di dare un buon apporto a una soluzione che sia anche poi politicamente accettata. Io do la mia disponibilità. Io cercherò di fare il possibile. Io, guardi, non sono ben visto in non certi si preoccupi, lo facciamo ben vedere noi. Io sono ben visto. Io proprio no, ben visto no, e quindi voglio solo ricordare che in quelle giornate romane, quando si parlava, perché una delle obiezioni fu anche quella del costo dell'esercizio di quest'opera, no? E ovviamente da una parte si dicevano certe cifre e dall'altra sa cosa si diceva? 10-20 milioni all'anno. Ma questa somma fu sostenuta, si può dire, fino all'altro giorno, sì. Perché non è da tanto, la prima una dichiarazione incredibile secondo me da parte di un ingegnere. Quanto costerà l'esercizio di quest'opera? Ma forse 30, forse 100 milioni, ma è una forchetta da ingegnere questa qua. Dovrei dire una battutaccia, ma non la faccio perché no, se poi pensiamo che le ore in cui queste paratie dovrebbero essere operative, cioè ma infatti secondo me il discorso va visto in un sistema più integrato, perché è inutile pensare intanto bisogna fare un sistema che si possa adattare in qualche modo, ma poi bisogna pensare alla laguna. La laguna non può restare così. Per salvare la laguna tu devi fare altri interventi. Questo intervento, questo progetto insule proposto a suo tempo da un gruppo di ingegneri veneziani aveva un suo fondamento, solo che era un intralcio, insomma, in tal senso hanno agito a Chioggia, anche se hanno sbagliato, perché Chioggia è difesa a 130, no? Però si sono dimenticati del fatto che quando le bocche saranno chiuse, l'innalzamento dei livelli a Chioggia causato dai venti di Bora sono due volte e mezza quelli che noi oggi osserviamo, e allora anche quella difesa di Chioggia a 130 che aveva questo scopo probabilmente a bocche chiuse fallirà. No, ma c'è di più, stanno facendo la salvaguardia della chiesa di San Marco, no? Creando questa famosa vasca per proteggere fino a 1,10 metri del livello mare, no? Quindi se il Mose non sarà finito, non funziona eccetera eccetera, i danni che faranno alla Basilica di San Marco, se fino adesso non è stata distrutta, la distruggeranno dopo, perché significa che una volta che si è superato il livello di 110 metri, quindi l'acqua non entra più gradualmente come veniva prima da sotto, ma viene immersa in tempi rapidissimi, si allaga tutto in maniera rapidissima, quindi distrugge uno tsunami tecnico. Uno tsunami tecnico nella Basilica di San Marco. Perfetto. Perché vengono. Mancava. Il pressapochismo del livello di salvaguardia è veramente indicativo della insufficienza tecnica con cui si è affrontato il progetto, perché siamo partiti da 80 centimetri, siamo andati a 90 centimetri e poi siamo saliti a 110. Perché? Perché a 80 centimetri le chiusure delle bocche di porto sarebbero diventate un numero inconcepibile per il porto. Allora a 90 un po' di meno, ma non sufficientemente di meno per non dare ancora fastidio al porto. Allora siamo andati a 110 e 110 non basta, perché di fronte all'innalzamento del livello medio del mare che ci sarà in prospettiva 110 non basta. Questa è e poi dico un'ultima cosa e non parlo più. La vera soluzione per Venezia è quella di studiare e di finanziare ricerche per capire se saremmo in grado di sollevare l'intera città.
certo. iniettando in profondità. Questa è la soluzione in prospettiva. Ma quando dissi questo in Consiglio Comunale a Venezia, l'arco costituzionale mi sparò addosso, perché ovviamente andavo a fare una proposta che era di disturbo in quel momento, erano 2003-2004, no? Ma io mica chiedevo che iniziassero a iniettare in profondità, chiedevo semplicemente che finanziassero questi studi e queste ricerche a chi aveva conoscenza e competenza, perché questa è in prospettiva l'unica soluzione per salvare Venezia. Ebbene, non si vollero spendere nemmeno quei soldi, no? Che rispetto a quelli che poi hanno mangiato in altre situazioni era come diceva Savarino, c'è il fenomeno in realtà opposto, nel senso che c'è la Presidente che i materiali sta degli riprendendo delle cerniere. Sì. Per fare la Vogliamo ricerca. vedere le cerniere un attimo prima di concludere, perché il tempo corre. Vediamo un attimo appunto queste cerniere che sono state, come dire, al centro della cronaca nelle ultime settimane. Ma non solo, sono anche i cedimenti differenziali di 10 cm. Certo, allora vediamo se la regia riesce a proporci alcune cerniere, eccole qua. Ci sono alcune foto che fanno parte di te, ingegner Di Tella. Questo è l'allegato tecnico al bando di gara che stanno facendo, che scade il 10 luglio. Queste sono cerniere che ancora non hanno funzionato, non sono entrate in funzione, queste sono già morte prima di nascere. Sono già morte prima di nascere. Quindi è un aborto. Vediamo se quelle qualche altre altro. immagini. Ecco, questo è lo stelo, ma questo qui non è il massimo, c'è dopo una figura che veramente... Andiamo ancora avanti, questa già si vede. Questo è il perno. Intanto questo stelo, no? Sì. È in una camera. Questa camera, diciamo, quando si fa l'installazione o si vuole disinstallare l'apparatoio, deve essere piena d'acqua. Quindi per evitare di allagare tutto il tunnel c'è questa camera, no? Questa camera, quindi poi si infila questo perno, viene messo in tensione, viene stretto, eccetera, e quando una volta si è realizzata la tenuta tra il maschio e la femmina che sono sul bordo del cemento armato, a questo punto deve essere svuotata, però evidentemente anche svuotata, perché lì si vede un foro di drenaggio, eccetera, evidentemente dell'acqua rimane dentro, e quello è il risultato. Quella è una parete assolutamente del fondo di questa vasca, che è tutta arrugginita. Tra un po' E queste sono state messe in opera quanti anni fa? Le ultime sono state messe in opera qualche mese fa. Ecco, qui si vede bene la corrosione. Lì si vede quella lì non è una corrosione classica, quella lì è una corrosione elettrolitica, perché questi steli sono di acciaio, ma sono ricoperti di un 7 micron di nickel. Questo nickel, questa pellicola di nickel assolutamente piccolissima, basta che ci sia una perdita, ci sia un innesco, un graffio, per cui poi alla fine si crea una pila tra il nickel e l'acciaio, e quindi lì sembra proprio come il formaggio grattugiato da un topo, no? Rosicchiato dal... Ecco, questi vanno cambiati. Vanno tutti cambiati. Il RINA ha fatto uno studio per cui, vedendo proprio il rate con cui si consuma il materiale in funzione delle varie cose, ci ha detto che in alcuni casi la vita non supera i 13 anni. E doveva durare garantiti 100. Doveva durare almeno 100. Ma questi, se non ma poi ci sono i tubi che sono già forati, per cui non si possono mettere in funzione le paratoie se non si sostituiscono i tubi. I tubi che mettono l'aria nelle paratoie hanno dei buchi di ruggine, quindi se non si sostituiscono non si possono mettere in pressione. Ci sono le valvole che sono arrugginite, è un disastro. La cosa più grave, quindi trovare la più grave è anche difficile, ma diciamo che la cosa che più preoccupa è il cedimento differenziale che c'è queste hanno sbagliato anche il calcolo delle fondazioni.
Neppure il calcolo delle fondazioni sanno fare. Perché chiunque fa una fondazione dimensiona la fondazione in funzione dei carichi. Questi invece hanno fatto una platea costante di pali, e poi ci sono le strutture di interfaccia che hanno un peso e invece i moduli sotto che hanno un altro peso. Per cui hanno misurato dei cedimenti differenziali già di 10 cm. La struttura di interfaccia di Malamocco è 10 cm più sotto del tunnel a cui si attacca. Quando se si perde l'adesione, la tolleranza delle guarnizioni Gina tra i vari moduli del tunnel, entra acqua dentro, possiamo buttare via tutto. Altro che finire il Mose. Ecco. Allora, facciamo l'ultimo. Cioè, è una roba veramente incomprensibile, solo all'italiana, va bene. Non siamo a Napoli, siamo a Venezia. Comunque posso ricordare solo un dato. Decreto del 24/12 del 98, Ministero dell'Ambiente, giudizio di compatibilità ambientale negativo. Certo. Ma questa è l'origine. Questa è l'origine. Però, no, l'origine è il governo che neutralizza. Poi ci sono andati sopra. Perché è il governo di un altro personaggio. Governo Berlusconi. No, 2001. Perché l'uomo di Cologno sarà colpevole di tante cose, ma non di questo. Si chiama? Amato. Ma che Amato? No, e chi è che c'era prima? Il grande emarginato del Partito Democratico, che adesso fa le bizze. D'Alema. È il governo D'Alema che per neutralizzare questo voto della Commissione VIA, che poi è fatto proprio dal Ministero dell'Ambiente, nomina una commissione di esperti internazionali, i quali stendono le loro opinioni, e sulla base di quelle opinioni è superato il provvedimento che lei ha ricordato. Perché queste cose bisognerebbe ricordarle. Regionale. Cioè, perché poi il via nazionale fu superato dal via regionale. Sì, per le altre opere, ma qui è il via nazionale, insomma, è il governo che interviene con D'Alema a gamba tesa. Credo che abbiamo parzialmente affrontato questo problema. Concluderei in questa maniera: se lei come si propone per fare questo incontro, sarebbe una cosa utile e quantomeno daremmo spazio per capire a due persone competenti, quantomeno sentirle e avere un'opinione abbastanza importante sarebbe utile per un ministro, per poter poi prendere delle decisioni che non siano soltanto l'ennesima decisione suggerita a caso da persone che magari il problema non hanno affrontato direttamente, ma che valutano, come abbiamo visto fanno i politici, e speriamo, intanto finiamolo, poi vedremo cosa succede. Al Ministero finora hanno sempre detto la stessa cosa. Ma abbiamo visto che il Ministero... sto parlando dei ministeriali. Se i ministeriali hanno detto per 30 anni la stessa cosa... Più si spende, più si guadagna. È il principio dei ministeri. Caspita, se io spendo magno, se no resto a bocca asciutta, no? E allora portiamo delle persone che sono assolutamente disinteressate, che hanno competenza, e quindi sentiamo questa voce, la pubblichiamo, andiamo in contraddittorio con altre proposte concretamente, e non arrivare a una decisione che è piovuto dall'alto perché l'ennesimo ministero è amico di qualcuno, poi ce lo raccontiamo una volta per tutte. Noi parliamo per il pubblico, parliamo per noi, per i nostri interessi, perché Venezia non è un importante, come dice il sindaco, per l'Italia, è importante per il mondo. Perché se noi regaliamo Venezia agli Stati Uniti, loro mettono un'altra stellina sulla bandiera e se la prendono, perché è un capitale mondiale. E noi non riusciamo a risolvere una cosa di questo genere. Direttore, sono riusciti a influenzare negativamente anche l'UNESCO.
Certo, l'UNESCO ma torniamo al allora, la gente deve riprendersi la propria capacità decisionale e stabilire se la gente che poi è eletto effettivamente corrisponde alle decisioni che pretende poi le persone hanno bisogno di avere e quindi devono essere in grado. Quindi io suggerisco questo. Se lei mi fa una cortesia, la fa non tanto a me quanto al pubblico, ai nostri due interlocutori che sono validi, e così potrà avere una consulenza in più e potrà aprire un orizzonte, come è successo a me. Io non ci credevo a queste cose, un po' alla volta ho toccato con mano, mi sono reso conto. Penso che anche il Ministro sarà disponibile a questo incontro, che non lo obbliga a nessuna decisione, la deciderà poi con scienza e coscienza. Va bene? Ringraziamo il Bene, certo, ringraziamo gli ospiti, grazie a Ilaria Boniburini per essere stata qua con noi, potere al popolo, urbanista veneziana, grazie all'ingegner Vincenzo Di Tella, grazie a Davide Scano, consigliere comunale a Venezia del Movimento 5 Stelle, grazie all'ingegner professor Luigi Dal Paus, docente di ingegneria idraulica all'Università di Padova. Adesso ci fermiamo qui, un breve break pubblicitario, ma poi torniamo subito con la nostra rubrica settimanale del Memento. Di restare con noi, perché parleremo della Pedemontana. Se lei ha un attimo di pazienza la interrogheremo sulla Pedemontana. A tra poco allora.